stumble. Though I try to hide it, it's clear. My world crumbles when you are not near. Here is my confession. May I be your possession. Boy, I need your touch. Your love kisses and such. With all my might I try. This I can't deny. Deny. Now play it off, but I'm dreaming of you. Now keep my cool, but I'm feeling. I try to say goodbye, goodbye, and I'm choking. I walk away and I stumble. I try to hide it, it's clear. You are not near. Ooh, baby, it's clear. I stumble. Oh, baby. Ooh, baby. Don't say goodbye. Oh, baby, it's clear. You are not near. My world crumbles. You are not near. Sarò qua. Games, changes, and fears. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here. We should be together, baby, but we're not. And I play it off, but I'm dreaming of you. And I'll keep my cool, but I'm feeling. Try to say goodbye and I choke. Try to walk away and I stumble. Though I try to hide it, it's clear. My world crumbles when you are not near. Goodbye and I'm choking. Walk away and I stumble. Though I try to hide it, it's clear. My world crumbles when you are not near. I may appear to be free, but I'm just a prisoner of your love. And I may seem alright and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. Hey. Now Gentili ospiti, vi preghiamo di prendere posto perché la cerimonia di apertura del Salone Nautico 2023 sta per iniziare. it's clear. My world crumbles when you are not near. Goodbye and I'm choking. I walk away and I stumble. Though I try to hide it, it's clear. My world crumbles when you are not near. Here is my confession. Buongiorno, buongiorno a tutte quante e a tutti quanti, benvenuti. Benvenuti, vi invito a prendere posto, tutte le autorità che sono presenti, le istituzioni che ringrazio. Del resto non si poteva mancare a questa occasione di inaugurazione di un'edizione molto speciale
del Salone Nautico di Venezia, quella del 2023. Chiedo a tutti quanti, anche a chi è ancora in piedi, piano piano di accomodarsi. Ci sono posti disponibili anche subito dietro la platea. Possiamo provare a iniziare? Siamo veramente tanti e questo è sicuramente un segnale positivo, segno appunto di grande attenzione per questa quarta edizione del Salone Nautico, che è un'edizione, come vedrete e sentirete anche dalle autorità ospiti e dal sindaco di Venezia Brugnaro, che ha fortemente voluto il Salone Nautico ormai 4 anni fa, che tornasse qua a Venezia e nel suo luogo naturale, che è l'Arsenale, il luogo storico dedicato appunto alla navigazione di questa Repubblica Marinara straordinaria che ha segnato la storia che è Venezia. In attesa di accogliere i nostri ospiti, inviterei di nuovo tutti quanti voi a prendere posto. Buongiorno, buongiorno. Allora, se vi accomodate, posso provare a far salire anche un altro pezzo importante di questa inaugurazione e non soltanto, di Venezia, della storia della musica e dell'opera italiana e internazionale, che è il coro del Teatro La Fenice. Aspettate ancora un attimo voi del coro, vorrei che ci fosse un po' più di ordine nella nostra platea. Se vi potete... È una platea indisciplinata quella di questa mattina, eh? Allora, mentre vi sedete invito dunque sul palco il coro del Teatro La Fenice, la formazione stabile del teatro veneziano, composto da artisti che vengono selezionati con concorsi internazionali, quindi che danno vita a questa programmazione operistica e concertistica del teatro di livello mondiale. È un legame strettissimo quello del Teatro La Fenice, del coro del Teatro La Fenice, con il Salone Nautico, con il luogo in cui ci troviamo, ed è un legame che ha a che fare con l'acqua, chiaramente, ma anche con l'orgoglio che questo teatro e il coro ci ricordano. Il trade unione infatti non è soltanto l'acqua, ma è la forza di rialzarsi anche di fronte a eventi drammatici, di sapersi ricostruire, ristrutturare, anche di fronte all'evento come quello del 1996, in cui il teatro venne praticamente distrutto dall'incendio. Un teatro che venne fondato nel 1792 e che ha ospitato in questi secoli le rappresentazioni, le prime di Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, un luogo sacro della storia della musica e dell'opera, dicevo, non soltanto italiana ma internazionale. Ed è da oltre 10 anni dopo quell'incendio che ha lasciato tutti quanti noi a bocca aperta, pensando che sarebbe stato impossibile tornare a calcare quei palchi, ad applaudire il coro e chi appunto si esibiva. È tornato da 10 anni agli antichi splendori e forse ancora di più. E anche per questo c'è la grande affinità con il Salone Nautico, che è una delle fiere, anche se è soltanto in vita appunto da 4 anni per la volontà del sindaco Brugnaro,
una delle fiere internazionali dedicata alla nautica più apprezzate. Mentre si posiziona, vi racconto anche che il coro del Teatro La Fenice è considerata una delle eccellenze italiane in ambito musicale. È istruita dal maestro del coro Alfonso Caiani, che è già con noi, e quest'oggi è accompagnata dal maestro Andrea Chinaglia. Vi lascio, gentili ospiti, al coro del Teatro La Fenice, che eseguirà per noi il coro tratto dal Nabucco, il Va Pensiero. Il coro del Teatro La Fenice.
Grazie al coro del Teatro La Fenice per questo inizio emozionante, è veramente dire poco, con il Va Pensiero dal Nabucco. Li rincontreremo durante questa giornata di inaugurazione. È il momento appunto per dare il via e raccontarvi un po' di questa quarta edizione del Salone Nautico di Venezia, che è un salone, dicevamo, unico nel suo genere. 5 giorni da oggi fino al 4 giugno per la passione, gli appassionati della navigazione tra yacht, super yacht, ma vedrete ci saranno i momenti di incontro, di discussione, ci saranno regate, momenti di divertimento e anche esposizioni e momenti anche per le famiglie, perché il Salone Nautico e questo luogo deve davvero essere per tutti. Tra l'altro vi dico che il Salone Nautico di Venezia lo scorso anno ha ricevuto un premio importante che è il BEA, il Best Event Awards, come miglior fiera dell'anno, ed è organizzato da Vela SPA per conto del Comune di Venezia, grazie alla collaborazione della Marina Militare Italiana, ed è nel palinsesto dei principali eventi nautici internazionali, nonché del Salone dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale. Dunque protagonista Venezia, come è giusto che sia, come storicamente è sempre stata della nautica, in questo storico luogo, l'Arsenale, voluto appunto questa manifestazione dal sindaco di Venezia Brugnaro, che tra poco avremo anche sul palco, per far ritornare questo luogo alle sue origini, alle origini storiche, laddove appunto si costruivano le navi della Serenissima. Cosa ci dicono i numeri? I numeri ci dicono che le edizioni sono continuamente in crescita. Abbiamo più 50% di presenze quest'anno per il comparto delle barche con propulsione elettrica, pensate, il 30% rispetto al 2022, e questo conferma la vocazione green di Venezia e del Salone, ed è sicuramente nel momento in cui stiamo vivendo, in cui raccontiamo catastrofi ambientali e climatiche come quella che ha colpito il nostro paese in Emilia-Romagna, sicuramente molto importante. Mi piacerebbe fare un applauso alle popolazioni che stanno cercando di tornare alla normalità con il coraggio che da sempre e la tenacia che rappresenta il nostro popolo, il popolo italiano. Oltre ad esporre le più innovative imbarcazioni a motore a vela a livello internazionale, c'è questo contesto molto ricco di eventi che racconteremo. Un arsenale che, pensate, è composto, un altro numero vi do, 55 metri quadri, all'interno dei quali sono installati 1100 metri lineari di pontili, ci sono 30.000 metri quadri di spazi espositivi esterni con appunto le grandi tese dell'arsenale che un tempo venivano utilizzati per costruire le galere, che appunto oggi tornano a raccontare la nautica italiana e mondiale. Ci sono 220 espositori, di cui 180 nazionali, il restante provengono da tantissimi paesi. Ve ne cito alcuni: Regno Unito, Croazia, Slovenia, Polonia, Spagna, Germania, Francia, ma anche Finlandia, Danimarca, Svezia. Questo tanto per farvi capire il livello di internazionalità che ha raggiunto il Salone di Venezia, il Salone Nautico di Venezia. Vi dicevo, l'attenzione alla sostenibilità, molto più significativa rispetto anche agli anni scorsi, la presenza della vela, che ha letteralmente raddoppiato le presenze. Nel pontile P3 ci sono 30 imbarcazioni, mentre l'elettrico, vi dicevo, ha triplicato, il più 30% rispetto al 2022, ci sono oltre 50 imbarcazioni, ed è un trend che continua a crescere. Questo mi fa veramente piacere, perché ci sarà anche un momento di gioco, di competizione, che si chiama I-Regatta, una terza edizione con una parata scenografica sul Canal Grande, le prove competitive all'interno del bacino dell'Arsenale presso l'idroscalo di Venezia. Una manifestazione che chiaramente è supportata anche dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo e dall'agenzia ICE. 5 giorni
con tanto intrattenimento e spazio anche per le famiglie, le attività per i bambini, proprio per avvicinare la nautica a tutti quanti e far appassionare anche quella parte di pubblico che magari ancora non ha capito la bellezza e l'importanza di questo settore della nautica, e soprattutto per avvicinare tutti al cuore di Venezia, che è appunto la sua acqua e questo luogo. Chiaramente il Salone, vi dicevo, sarà anche luogo di dibattito, ci saranno convegni, ci saranno presentazioni pubbliche, tra queste vi voglio segnalare Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Qui abbiamo il presidente, tra poco lo vedrete, proprio con il focus sulla sostenibilità, sulla formazione, sull'innovazione, perché innovazione e sostenibilità sono due parole che si coniugano sempre. Appuntamento fisso di questa edizione 2023, il concorso internazionale per la selezione di studi e progetti di barche navigazione sostenibile, promossa dalla Fondazione Musei Civici, che è dedicata in particolare a quei progetti che proprio presentano soluzioni innovative per la sostenibilità, la flessibilità d'uso e anche di charter di diporto caratterizzate per il ridotto impatto ambientale. L'impegno insomma del Salone a promuovere la sostenibilità e l'innovazione, queste parole d'ordine del Salone Nautico. Un evento che vi dicevo il Comune di Venezia offre al mondo internazionale della nautica. Siamo ospiti della Marina Militare di Venezia e qui alle mie spalle, davanti a voi, vedete un pezzo di storia importante della nostra Marina, che è il sommergibile Enrico Dandolo. Anche qui vi do un numero, 1967, l'anno di nascita, era il 10 marzo, quando veniva messo a mare, poi è andato in pensione nel 96 e adesso è qui per veramente allietare il nostro sguardo e farci ricordare quanto grande sia la nostra Marina Militare. Invito sul palco il tenente di vascello Davide Miniscalco, ufficiale pilota di caccia delle forze aeree della Marina Militare, che ci racconterà che cosa vedremo a breve. Passo anche a questo microfono, lo dico, è perfetto, la regia fantastica. Tenente, eccoci, lei ha un microfono che ci spostiamo qua. Conquistiamo il centro del palco. Conquistiamo il centro del palco. Allora, siamo ospiti della Marina Militare. Abbiamo detto, ci racconta che anno è questo? Perché questo è un compleanno molto speciale, dovete sapere, per la Marina Militare. Sì, esattamente. Quest'anno è un anno particolare. L'aviazione marina compie 110 anni. Fondamenta nel 1913. Grazie. Fondata nel 1913, quest'anno quindi siamo al 110 anni comunque che festeggiamo, quindi riusciamo a vantare quei 10 anni in più rispetto all'aeronautica, che non a tutti fanno sorridere. Però qui c'è sempre la competizione tra forze armate, è giusto, competizione sana. Però tuttavia c'è da dire una cosa: l'aviazione navale moderna nasce solamente a seguito del secondo conflitto mondiale. Questo perché? Perché è nata la necessità più che altro di dotare le proprie unità navali di ponti di volo e in quel momento di elicotteri. Successivamente il grande stravolgimento avviene negli anni 90 con l'introduzione dell'incrociatore portaarmobili Giuseppe Garibaldi, sul quale sono stati imbarcati gli AV-8B Plus Harrier, che costituiscono quella che è la componente aerotattica dell'aviazione navale. Dal 2018 sono stati introdotti gli F-35B. F-35B, che caccia di quinta generazione, porta alla Marina un vantaggio in più anche in piano di prestigio internazionale. Diventiamo a quel punto, e lo siamo tutt'oggi, una delle 3 marine al mondo, insieme agli Stati Uniti e la Gran Bretagna, dotate di capacità di quinta generazione imbarcata. Oggi le forze aeree navali sono inquadrate sotto Conforair, il quale ha le dirette dipendenze dal comando in capo della squadra navale CINCNAV, per assolvere tutte quelle che sono le operazioni a supporto delle unità navali e delle unità terrestri, quindi allargando quello che è il raggio d'azione. L'altra particolarità molto importante comunque delle componenti imbarcate è il fatto che sono pacchetti indipendenti. Cosa voglio dire con pacchetti indipendenti? Si imbarca secondo delle sezioni di aeromobili, quindi abbiamo elicotteri e aeroplani insieme ai loro equipaggi di volo, manutentori e pezzi di dispetto, rendendo quindi tutto il sistema imbarcato completamente indipendente per il periodo che serve alla Marina. Fantastico. E dove siamo collocati, disposti a livello nazionale, territorialmente? Sì, allora a livello nazionale abbiamo 5 basi principali. Abbiamo le Maristeli di Catania e Sarzana,
Abbiamo la Maristar di Grottaglie, dove c'è il mio gruppo di volo, il gruppo aerei imbarcati con gli F-35 e gli AV-8, e il quarto gruppo elicotteri. Nonché a pratiche di mare, quindi vicino a Roma, per la parte P180 trasporto veloce e la parte Maritime Patrol Aircraft con gli ATR-72 presso la base dell'aeronautica di Sigonella in Sicilia. Quindi andiamo a distribuire le nostre forze sul territorio tenendo conto di quelle che sono anche le principali basi navali. Quindi abbiamo La Spezia, che è aiutata da Sarzana, abbiamo le basi di Messina e di Augusta, che hanno Catania lì vicino, che per il supporto elicotteri, e Taranto, che è una delle principali basi navali, dove c'è appunto la componente del gruppo aerei imbarcati, riesce a interagire direttamente con la porta aerea Cavour, che è lì di porto. Che cosa ci aspetta oggi, in questa giornata inaugurale del Salone Nautico? Allora, quest'oggi avremo un passaggio di 2 elicotteri del quinto gruppo di Sarzana Luni. Formazione particolare perché comunque è composta dalle 2 varianti di elicotteri che abbiamo in marina, quindi abbiamo l'SH-90 e l'MH-90. 2 varianti che comunque rappresentano entrambe il massimo che si può richiedere da un elicottero al giorno d'oggi. Abbiamo il massimo di tecnologia, aiutato anche dal fly-by-wire, da un cockpit completamente digitale, e queste 2 versioni sono particolari perché l'SH-90 svolge quelle che sono le funzioni marittime, mentre l'MH-90 operazioni speciali e Brigata San Marco. Sentiamo il picchetto che sta rendendo omaggio alle autorità, alle istituzioni che stanno arrivando. Sta rendendo gli onori una compagnia degli allievi della Scuola Navale Francesco Morosini di Venezia. Buongiorno. Buongiorno al Presidente del Senato della Repubblica Italiana Ignazio La Russa, il Vicepresidente del Consiglio Salvini, il Presidente Zaia e il Sindaco Brugnaro, ammiraglio, grazie, il Capo di Stato Maggiore della Marina. È il momento di ascoltare di nuovo il coro del Teatro La Fenice che esegue per noi l'inno di Mameli.
Chiamo con me sul palco nuovamente il tenente di vascello perché sta per accadere qualcosa di molto particolare. Venga un po' più vicino a me. È spento? Vado con Sì, questo. va, andiamo così. Esattamente, alla vostra sinistra, dall'ingresso di Porta Nuova dell'Arsenale, sta per entrare la formazione di NH90 della Marina Militare, composta da una variante SH90 ruolo marittimo e una versione MH90 ruolo eliassalto. Queste due macchine, entrambi appartenenti al quinto gruppo elicotteri Sarzana, effettueranno il passaggio, come abbiamo detto, con le due bandiere della Marina Militare e la bandiera di Venezia attaccate al punto baricentrico sottostante l'elicottero. Meraviglioso, grazie mille, grazie. Grazie mille. E andiamo avanti perché adesso iniziamo l'inaugurazione vera e propria di questa quarta edizione del Salone Nautico di Venezia, perché abbiamo con noi qua sul palco il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che fortemente ha voluto questo salone e in questo luogo. Sindaco, prego. Beh, cercherò di essere il più breve possibile. Sono molto emozionato per il successo della presenza di oggi e di tanti espositori e tanti visitatori che abbiamo avuto in questi anni. È stata una scommessa che la città ha fatto per dare una nuova funzione, nuove funzioni alla città, per ripopolarla e per farla rivivere. E il mare è una di quelle funzioni. Non posso non salutare il Presidente del Senato che ci fa la cortese, proprio, io penso, gentile presenza. Gli ho chiesto se era contento di venire. Io sono felicissimo che sia qua perché rappresenta lo Stato, per come lo vedo io, e ringrazio davvero di cuore il Ministro delle Infrastrutture e poi Vicepresidente anche del Consiglio dei Ministri, il mio amico Matteo Salvini. E poi devo ringraziare per forza il Presidente della Regione che è un amico e che porta, penso, tutta la vicinanza di tutti i veneti, che sono quelli che erano la Repubblica di Venezia, la Serenissima. Cioè non siamo la città piccola, siamo una città enorme che va dai mari ai monti. Io lo dico sempre e lo slogan della regione difatti è Veneto, Land of Venice, cioè credo sia molto azzeccato. Poi devo ringraziare pubblicamente, lo faccio ogni anno ma lo faccio ancora, l'ammiraglio, il comandante generale della Marina Militare, perché la Marina ci sta aiutando tantissimo nella gestione della città, non solo ovviamente qui nel Salone, visto che assieme condividiamo gli spazi di questo grande bacino, assieme ci sono poi i carabinieri, le altre forze dell'ordine, la capitaneria di porto e tanti altri enti di sicurezza che servono per la città. Pur durante questo salone nautico, comunque l'accessibilità in uscita alle motovedette o ai mezzi di soccorso è sempre garantita. Poi voglio ringraziare voi, siete tanti, tantissimi amici, tanti sindaci del territorio, della città metropolitana, non soltanto di Venezia, perché vedo anche il sindaco di Mogliano, che saluto, tante persone che credono che la città possa davvero rinascere senza una limitazione, senza un sei di qua o sei di là, sei amico di questo, sei amico di quello. Noi dobbiamo pensare al futuro dei bambini. Io penso che le autorità qui rappresentino lo Stato e assieme agli industriali, agli artigiani, ai commercianti che sono qui in esposizione, che vi invito ad andare a vedere, insieme alle tante maestranze del comune, persone che lavorano per il comune di Venezia, che lavorano per la città metropolitana di Venezia, quindi dipendenti pubblici, insieme a tanti dipendenti delle nostre partecipate, Veritas, ACTV, Vela, tanti altri che adesso non mi ricordo, le fondazioni di musei civici, la Fenice che voglio ringraziare, anche il coro che ha appena cantato, tutte cose che sono, diciamo, coordinate, in qualche modo gestite da questa amministrazione comunale. Ecco, vorrei che il lascito del futuro fosse una sfida che non dobbiamo ancora definire come vinta, ma che sicuramente ha un trend molto positivo. Gli espositori continuano ad aumentare, quest'anno abbiamo avuto la grande soddisfazione di avere un 50% in più di barche a vela. Io auguro a tutti gli espositori di vendere tanto,
perché se vendono poi torneranno. L'obiettivo di un salone prima di tutto è vendere. Questa è una città che ha un pubblico internazionale e oggi le vendite non si fanno soltanto di primo acchito. Probabilmente la barca verrà vista e rivista o è già stata vista in altri saloni, tranne quelle che sono marche presentate soltanto oggi. Non siamo in concorrenza con nessuno, sicuramente non con Genova, noi rappresentiamo l'Italia. Noi casomai dobbiamo proporre alternative a quello che è Barcellona piuttosto che Montecarlo, cioè creare una città accogliente per la nautica. Accogliente adesso durante il salone certamente, ringrazio anche i proprietari e le organizzazioni delle Darse della Laguna di Venezia che hanno accolto la nostra richiesta di fare delle agevolazioni a chi è arrivato in barca e tanti ospiti, io lo chiamo il popolo del mare, è venuto a Venezia, perché a Venezia si può arrivare in barca. Il mare Adriatico è il mare penso più sicuro del mondo, lo dico con una certa cognizione di causa. È ben sorvegliato, non soltanto dal punto di vista militare, ma anche dal punto di vista della sicurezza. Sicurezza non vuol dire soltanto capitaneria di porto, ma vuol dire anche rimorchiatori, vuol dire mezzi di soccorso, vuol dire il SUEM, vuol dire sicurezza sanitaria. Cioè la città di Venezia si presta a essere una meta ambiziosa per il turismo di lusso, che non vuol dire i ricchi. Turismo di lusso vuol dire persone che si prendono qualche giorno di piacere, vengono a Venezia con rispetto di questa città. Rispetto vuol dire andare piano, vuol dire rispettare la gente che ci lavora, la gente che ci vive. Rispetto è quello che chiediamo dappertutto. A Venezia certi temi sulla sicurezza sono arrivati prima che in altri posti. Penso ai nostri problemi ancora che abbiamo nel quartiere di Via Piave, che non ci nascondiamo, perché l'integrazione va fatta applicando la legge e probabilmente anche cambiando qualche norma che è troppo permissiva per certi versi. Lo dico visto che abbiamo i ministri, abbiamo un governo che su questo ha chiesto la fiducia degli italiani e ha ottenuto la grande fiducia degli italiani. Allora io penso che Venezia possa essere, fra virgolette, un modello dove sperimentare con grande umiltà, con grande pazienza, una grande voglia di rinascimento. Noi dobbiamo rinascere, la città ce la deve fare. Ce l'abbiamo fatta col Mose, ce l'abbiamo fatta col primo distributore di idrogeno che c'è a Mestre, ce la stiamo facendo con la rinascita di Porto Marghera, chiudendo le fabbriche inquinanti e riproponendo un modello di sviluppo, chiedendo a questo governo, che è in carica da pochi mesi, di mettere mani a tutte le farraginosità che ci sono per fare gli scavi in laguna, sistemare tutti i canali che sono ormai interrati. Parlo non solo per i canali delle grandi navi, ma anche per le piccole barche a remi, che non trovano più i ghebi, i canaletti, sono tutti interrati. La città stessa ha bisogno di fognature, di finire l'impianto come si dice, antincendio. La Fenice quando è bruciata abbiamo fatto un pezzo. Questo lo facciamo con le risorse che ha il Comune. Noi dobbiamo chiedere, l'abbiamo chiesto più volte come Consiglio Comunale, che venga rifinanziata la legge speciale per Venezia, perché Venezia è di tutti, è di tutto il mondo ed è una cartina importante per questo governo. Noi ci sentiamo fortemente italiani, fortemente amici di ogni governo. Questo governo a me dà personalmente grandi speranze. Ultima parola sulla Fondazione per la Sostenibilità. Qui vedo il Presidente Renato Brunetta che saluto. È una grande scommessa, credo anche lì vinta con me e il Presidente della Regione, devo dire con grande amicizia più che lealtà, nel ragionare su progetti di sostenibilità. Abbiamo lanciato un grande progetto come Fondazione. Domani mattina ci sarà un grande convegno sulla sostenibilità dove parleremo del Mose, che ha funzionato, una grande eccellenza che non è solo veneziana ma è di tutta l'Italia, che possiamo presentare a livello internazionale come veramente un'opera che ha difeso la città dal mare. Ci stanno chiamando le città di tutto il mondo per capire come abbiamo fatto, una grande eccellenza veneziana, veneta, italiana. E poi ci sarà il ricordo di come abbiamo proposto questo grande progetto di Venezia Città Campus, cioè riuscire a raddoppiare gli studenti, portare a Venezia altri 20-25 mila di studenti. Se possibile dobbiamo accettare la sfida di portare studenti europei, francesi, tedeschi, spagnoli, perché se vogliamo l'Europa non possiamo vedere solo che i nostri vanno all'estero, ma anche che gli altri vengono da noi e dobbiamo farlo con grande coraggio. E io credo che questo si possa fare. Questo è un modo, bisogna fare ogni singola cosa che funzioni bene, deve essere pulita, ordinata. Qui ci sono i bambini con le voghe, con tutte le remiere che sono messe a disposizione. Siamo tutti quanti schierati per far vedere che c'è una grande città che avrà un grande futuro, perché se lo merita il nostro paese. Ancora grazie a tutti. Grazie. Grazie al sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che ha detto una cosa che mi è piaciuta tantissimo e che sposo. Venezia è di tutti. Non a caso tutti provano a copiarcela, perché ovunque sia andata nel mondo, grazie al mio lavoro, ho incontrato una Venezia locale, dalla Thailandia alla Gran Canaria ultimamente, ma nessuna città è Venezia. E allora chiamo sul palco il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Grazie.
io intanto con le doti di telepatia vi do già la prima risposta, durerà poco. Ho pietà di voi per il caldo e approfitto per salutare il Presidente del Senato, grazie, benvenuto in Veneto, il Vicepresidente del Consiglio, benvenuto in Veneto, ma ci viene anche spesso, e poi un ringraziamento, un saluto all'amico Gigi Brugnaro, Sindaco di Venezia, e al Capo di Stato Maggiore della Marina. Detto questo, due brevi riflessioni. La prima che dopo Gigi del Land of Venice, oggi c'è il Brugnaro's Day, perché gli va riconosciuto, e se lo merita l'applauso, io non è che chiedo gli applausi per il sindaco, se no mi farei male da solo, però uno ogni tanto se lo può meritare perché lui ci ha creduto. Qui c'era una landa desolata e si è trasformata in una preoccupazione, giusto, per i genovesi. Ma noi non siamo contro Genova, lo ha detto bene il sindaco. Però al di là delle battute, a me interessa ricordare che oggi, e ricordo due dati, avere 30.000 metri quadrati di esposizione qui outdoor e 5.000 indoor, quindi al coperto, ma avere 1 chilometro di pontili per esporre imbarcazioni, Venezia ancora una volta, il Veneto dà un segnale che è unico. Poi qualcuno potrebbe chiedersi, ma cos'è una roba per ricconi, per gente che non sa come passare le giornate? No, io voglio ricordare che le imprese che gravitano attorno a questo comparto, per il 97% sono piccole e medie imprese. E voglio ricordare che questo comparto oggi ci porta un fatturato di oltre 4 miliardi di euro. Lo dico perché abbiamo passato degli anni bui dove qualcuno pensava, un po' anche con una vena di sadicismo, di punire chi aveva la barca pensando di punire il riccone della situazione. Noi abbiamo avuto i nostri studenti lavoratori che non si sono più trovati le occupazioni nei pontili, nei porti del Veneto. Per noi quindi è un grande elemento di promozione economica, in quella che è la fabbrica navale più grande del mondo, l'Arsenale. Qua siamo nel XII secolo, se qualcuno si fosse perso la storia di questa grande Repubblica. La Repubblica Veneta diede vita a questo, che oggi ancora, siccome la storia non è acqua, continua a dare dei segnali, a pulsare, e obiettivamente qui di grande lavoro ce n'è stato fatto molto. Ultimo aspetto ed ho chiuso, noi siamo la regione più turistica d'Italia, facciamo 73 milioni di presenze turistiche. 32 milioni di queste presenze le facciamo sulla sabbia, nelle nostre spiagge. Abbiamo 42 porti e 13.600 posti barca. Per dire che la promozione turistica non può prescindere da questo servizio, da questo comparto. Lo dico a quelli che pensano sempre che questo sia qualcosa, diciamo, di inutile. E quindi ben venga, Sindaco, questa tua iniziativa, questa tua pensata. So che i primi anni, insomma, qualche guaio te l'hanno creato, però oggettivamente la Regione è orgogliosa di questo. Non metterò mai Brugnaro's Day però nel payoff della Regione. Grazie, buona visita a tutti. E un ringraziamento, scusate, l'applauso, più che farlo a me, facciamolo agli espositori, perché con atto di eroismo sono venuti qui nelle prime edizioni, oggi magari è più facile arrivare qui, ma veramente grazie di cuore a tutti gli espositori. A quegli artigiani e mercanti di cui parlava il sindaco Brugnaro, di cui siamo assolutamente fieri. Grazie al Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Passo la parola al Capo di Stato Maggiore della Marina Militare che ci ospita, l'ammiraglio di squadra Enrico Credendino. Buongiorno a tutti, anch'io sarò breve visto il caldo. Intanto porto il saluto delle donne e degli uomini della Marina al Presidente del Senato, il senatore La Russa, che oggi con la sua presenza conferisce lustre e prestigio a questo evento, e saluto il Vicepresidente del Consiglio, nonché il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, il senatore Salvini, che oggi è autorevole testimone di tutte le questioni legate alla marittimità e al mare. Saluto il Presidente della Regione, il Dottor Zaia, grazie per le belle parole, e tutte le autorità civili, militari e religiose della magistratura ecclesiastica intervenute. Sindaco, un abbraccio fraterno della Marina a lei e tramite lei a tutta la cittadinanza. Ci avete sempre accolto e continuate a farlo con grande amicizia, ci fate sentire a casa nostra. Io quando vengo a Venezia sento di essere a casa. I rapporti tra Venezia e la Marina Militare sono
sono sempre stati eccellenti, ma mai così buoni come in questo momento storico, in questi ultimi anni, grazie anche all'amicizia che ci lega. Lavoriamo benissimo insieme e abbiamo creduto in questo progetto Salone Nautico dall'inizio, lavorando a fianco del comune, della cittadinanza, offrendo personale, la logistica, il supporto, aprendo l'arsenale. D'altronde non potrebbe essere così. Il Salone Nautico di Venezia, a Venezia, la città marittima per eccellenza nel mondo, e se c'è il mare e la marittimità non ci deve essere la Marina Militare, ovviamente. Noi siamo una costola fondamentale del cluster marittimo nazionale, consentiamo a tutti gli operatori di operare in sicurezza sopra e sotto la superficie, nei mari del mondo, mantenendo aperte le linee di comunicazione, sorvegliando gli spazi subacquei, dando sicurezza e protezione a chi va per mare e chi lavora sul mare e per il mare. Quindi noto veramente con grande emozione quanto è cresciuto il Salone in soli 4 anni, e questo sicuramente, Sindaco, qui c'è veramente il suo, un merito va a lei e a tutti quelli che hanno lavorato. Quindi grazie ancora, viva la città di Venezia, viva la Marina Militare. Grazie alla Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l'ammiraglio di squadra Enrico Credendino. Chiedo adesso invece di raggiungerci sul palco al Presidente di ICE Agenzia, Matteo Zoppas. Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti, un caro saluto a Ignazio La Russa, il Presidente del Senato, al Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, al Sindaco Luigi Brugnaro, a Luca Zaia e al Capo di Stato Maggiore. Questo è un plauso che vogliamo fare come ICE Agenzia al Sindaco, come ha detto poc'anzi il Presidente della Regione, perché ha creduto in un progetto molto importante. Noi sappiamo che ciò che è importante per noi, e soprattutto è stato avallato in modo particolare da questo governo che crede molto nel Made in Italy, il fatto di voler accrescere quelli che sono i valori di esportazione verso l'estero, quello che si chiama Made in Italy, quello che vogliamo pensare, credere, sappiamo essere fatto bene e meglio, accrescerlo e creare dei momenti importanti di agevolazione di quello che è l'incontro della domanda e dell'offerta. E nulla di meglio potrebbe essere il binomio che è stato creato, inventato e ideato dal nostro Sindaco e partecipato anche oggi dalle massime istituzioni che rappresentano l'Italia qui a Venezia, questo binomio tra ciò che è il lusso, la città del lusso, la città d'acqua, la città dello stile e ciò che è il meglio del Made in Italy, che sono le imbarcazioni da diporto, che insieme a quelli che sono le categorie più importanti, che sappiamo essere food e fashion, sono i nostri ambasciatori nel mondo appunto del Made in Italy. Quindi ICE, agenzia, spera di poter essere anche nei prossimi anni, siamo al quarto episodio in cui questa fiera, questo salone nautico è cresciuto in modo importantissimo ed esponenziale. Speriamo di essere al fianco di questo salone per poter contribuire a farlo crescere non solo come contributo, ma sappiamo che noi portiamo anche molti operatori che possono essere interessati a ciò che viene esposto in questi giorni. Il fatturato, come diceva prima il Presidente della Regione Luca Zaia, delle imbarcazioni da diporto sono 7 miliardi di euro, di cui 3 miliardi e 3 vengono fatti in esportazione, quindi più del 40%. Un numero importante da ricordarci è che è cresciuto del 50% dal 2019, quindi è un trend in crescita forte. Noi dobbiamo fare sistema, come ci sta insegnando questo governo, fare sistema Italia, insieme a Genova, insieme agli altri saloni che vengono creati e portati avanti in Italia. Dobbiamo riuscire a portare anche Venezia ad avere i massimi esponenti, come la strada sta indicando succedere, i massimi esponenti dell'acquisto e dell'esposizione, dove ci saranno le massime autorità del Made in Italy per le imbarcazioni che già sono presenti, entro la quale scia ci sono tutti i piccoli e medi imprenditori che cavalcando la loro onda riusciranno ad affermarsi in tutto il mondo. Quindi tanti piccoli e medi imprenditori di oggi che ancora non sono affermati, tramite questi saloni potranno diventare delle grandi aziende in futuro. Grazie ancora Sindaco Brugnaro, grazie a tutte le istituzioni.
Grazie al presidente di ICE Agenzia Matteo Zoppas, che ci ha ricordato quanto sia importante il valore della collaborazione e della cooperazione, e noi sappiamo bene di cosa si parla. Passo adesso la parola, e con piacere, perché ci siamo visti su questo palco, anzi non eravamo qua, eravamo altrove, ma per raccontare la nascita della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, al Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e Presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, Renato Brunetta, che ci raggiunge qua sul podio, perché questa appunto è una edizione segnata da innovazione e sostenibilità. Quindi prego, Presidente. Grazie a tutti. Grazie a tutti gli amici qui seduti. Venezia, la più antica città del futuro. Questo è uno slogan bellissimo, non è mio, è di Bruno Tosi, ed è stato lo slogan che mi ha accompagnato in questa avventura, che vede con me due vicepresidenti straordinari, Zaia e Brugnaro. Pensate quale onore. Io ho come vicepresidenti il presidente della regione e il sindaco di Venezia. Bene, questa fondazione vuole fare questo, far tornare a casa l'intelligenza, il capitale umano, la tecnologia, le arti, la cultura, perché Venezia era questo, era un concentrato di valore aggiunto, di capitale umano, di arte, di cultura, di tecnologia. Pensate alla dimensione di questo arsenale, una dimensione solamente parzialmente occupata dalla Marina, dalla Biennale, dal Salone Nautico, parzialmente, perché la scala di questo arsenale era una scala mondiale che non aveva l'eguale al mondo. Questo era Venezia, è una capitale del mondo. E adesso Venezia si candida ad essere un modello per il mondo, un modello di innovazione, un modello di nuove tecnologie, un modello di attrazione di capitale umano. Per questo vogliamo 30.000 giovani di tutte le università migliori d'Europa e del mondo per fare ricerca, per fare arte, per fare cultura, per produrre economia. Venezia si candida ad essere un modello per il mondo. Non so se ve ne siete accorti, e finisco, ma siamo all'interno di un rinascimento che ha per Venezia il suo luogo. Venezia è ormai non solo il luogo della conservazione dell'eredità culturale del passato, non solo il luogo della dimostrazione delle idee del mondo, pensate alla Biennale, ma sta diventando il luogo della produzione di nuova cultura a 360 gradi, che vuol dire tecnologia, che vuol dire arte, cultura, nuovi mestieri. Quindi Venezia come modello per il mondo, la più antica città del futuro. Quindi non abbiamo più, come dire, la sindrome del salvare Venezia, ma Venezia per salvare il mondo. Ecco, questa è la nostra ambizione, grazie a uomini come Brugnaro, Zaia, ai ministri che ci hanno dato una mano in tutti questi anni. Sto pensando al Mose, che è la più grande opera di ingegneria idraulica mobile della storia dell'umanità. E questa è una storia di 30 anni, che ha visto tutti i governi del nostro Paese impegnati, che ha visto questo governo determinante per finire i lavori, e quest'opera ci viene invidiata dal mondo. E non solo invidiata perché funziona, ma perché è un'opera straordinaria di tecnologia. E noi domani avremo qui il primo evento sulla Biennale della Sostenibilità e mostreremo al mondo non le chiacchiere, non le parole, ma i fatti. E questi sono i fatti dell'Italia, Ignazio. Dobbiamo essere orgogliosi di questo nostro grande paese. Grazie a tutti. Grazie al Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, Renato Brunetta, che ci ha ribadito questo concetto del rinascimento. Lo abbiamo sentito più volte questa mattina, mi è piaciuta tantissimo lo slogan, la più antica città del futuro. La riconosco, Venezia. Passo la parola adesso e chiamo qua sul podio il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle
infrastrutture, pardon, e trasporti, il senatore Matteo Salvini. Anch'io sbaglio ogni tanto. Fossero questi gli errori. Grazie, è una mattinata straordinaria in cui succedono cose che solo a Venezia succedono, in cui Luigi saluta per forza Luca e Luca intitola a Brugnaro la giornata di oggi, e poi Genova convive con Venezia. È vero, non sono in competizione i due saloni. A proposito di Genova, ringrazio quello che non è solo un amico, ma per la portualità, per il mondo del mare e per la riforma dei porti sta e starà lavorando, che è Edoardo Rixi, che è il vice ministro che fa tutto sostanzialmente, e dentro la fine dell'anno la riforma dei porti arriva con tutto quello che sono le concessioni demaniali, perché poi ovviamente qua vediamo il bello, poi ci sono migliaia di lavoratori che stanno dietro, e quindi come possono convivere il Salone di Genova con quello di Venezia, come è uno spirito di ripartenza, di rinascita. Per me, da Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è anche un orgoglio vedere fianco a fianco donne e uomini della Marina Militare e della Guardia Costiera, che sono un'eccellenza assoluta, una tutela e un presidio del mare che si compendiano e sono assolutamente un orgoglio per il nostro Paese. Vedo tanti sindaci e porto loro in dote il nuovo codice degli appalti pubblici che entrerà in vigore il 1° luglio, e conto che possa tagliare tempi alla burocrazia e aprire cantieri in maniera più veloce. Ovviamente, essendo 8.000 i comuni italiani e tante migliaia le stazioni appaltanti, qualsiasi dubbio o necessità di accompagnamento, di approfondimento, il Ministero è a disposizione. Anzi, stiamo preparando un codice, un manuale, un bigino, direbbero gli studenti, per poi mettere a terra queste centinaia di articoli che si propongono di accelerare la competitività del nostro Paese. Mose, se avessimo ascoltato i no Mose, i no TAV, i no Ponte, i no qui e i no là, Venezia sarebbe finita sott'acqua decina di volte, grazie a chi è partito con questa grande opera. Io domani sarò in Lussemburgo per la riunione dei ministri europei dei trasporti, però per 5 minuti uscirò dalla riunione, sperando che nel frattempo non succeda qualcosa di inconveniente, per collegarmi con Venezia, per dire grazie a chi è partito. È vero, ci sono state vicissitudini economiche, giudiziarie, infrastrutturali, però io dico grazie al Mose e grazie a chi pensa in grande, perché se non avessimo pensato in grande non avremmo avuto Venezia. Se il Brunelleschi, per fare la cupola del 400, avesse dovuto superare l'analisi costi-benefici e avesse dovuto sentire il comitato di quartiere che era contrario a questa enorme cupola, probabilmente non avremmo un'opera d'arte che resiste da 6 secoli. Quindi io penso veramente che l'Italia possa nei prossimi anni vivere un rinascimento, una rivoluzione culturale, infrastrutturale, economica e sociale. Poi io sono orgoglioso, a proposito di gente che non si è mai fermata, di tornare entro l'estate con Luca Zaia a chiudere l'ultimo tratto di Pedemontana, che è la più grande opera infrastrutturale in lavorazione in questi anni, 2,5 miliardi, pubblico e privato, dalle parole ai fatti, e quindi per i veneti sarà tanta roba, così come sto presidiando l'alta velocità fino a Vicenza e poi fino a Venezia. Il ripensare anche la stazione a Venezia per restituire un pezzo di città ai cittadini. Poi è chiaro che Venezia è un patrimonio dell'umanità, è un museo, quindi ogni tanto si discute anche di come chi arriva da lontano, entrando in un museo, ovviamente paga per entrare nel museo. Non voglio sostituirmi ad altri, però io ritengo che Venezia sia un tale bene dell'umanità che chiedere un contributo a chi arriva da lontano per vedere una bellezza unica al mondo possa essere un ragionamento da portare avanti, che mi vedrebbe assolutamente a favore, perché ovviamente le bellezze si vedono ma costano da mantenere e da manutenere. E anche la convivenza, da Ministro stiamo ragionando con Luca, con Luigi, con i tecnici, per la convivenza navi-ambiente. Io sono contro l'ideologia, il Mose non è ideologico, il ponte fra Sicilia, Roma e Berlino non è ideologico, l'alta velocità non è ideologica, il tunnel del Brennero, la TAV non sono di destra e di sinistra, il treno non è di destra e di sinistra, il treno è sviluppo, è modernità e velocità, e quindi anche la convivenza necessaria fra navi, turismo ed ecosistema va assolutamente approfondita, anche perché ci sono
centinaia se non migliaia di lavoratori dei porti e delle marine che aspettano una risposta e meritano una risposta, e quindi anche su questo stiamo lavorando, e il protocollo fanghi penso che possa essere una risposta nel nome del buon senso, al di là dell'ideologia. L'ideologia, va bene il green, viva l'acqua pulita, viva l'aria pulita, però un paese green deve essere anche un paese che permette alla gente di lavorare, di portare a casa uno stipendio a fine mese, quindi le due cose devono convivere. Vado a finire con due riflessioni che mi sono messo sul telefonino mentre arrivavo e mentre vi ascoltavo. Sì, se qualcuno in passato pensò erroneamente, magari in buona fede, di dare un segnale, punisco i ricchi per aiutare i poveri tassando le barche, compì uno degli errori economici e culturali più macroscopici degli ultimi decenni, perché il ricco spostò la barca. Il ricco la barca la sposta, e la sposta in Costa Azzurra, la sposta in Croazia, la sposta in Corsica, e a rimetterci non è il multimilionario, evidentemente è l'operaio che per qualche estate ha lavorato un po' di meno. Quindi dico no economicamente, prima ancora che culturalmente, a qualsiasi ipotesi di nuova tassa che vedo si affaccia, tassa sui risparmi, tassa sulla casa, anzi bisogna aiutare la creazione di ricchezza, perché più ricchezza significa più lavoro per tutti, e quindi ad esempio alcuni balzelli che in passato furono messi appunto per punire il benestante, pensando che poi ne venisse qualcosa di buono per qualcun altro. Penso, da ministro dei trasporti, anche il superbollo sulle auto, che significa solo perdere immatricolazioni, perdere lavoro, perdere fatturato e perdere operai. Quindi c'è bisogno di un paese più snello. Con una riflessione, anticipo i giornalisti, e lo dico orgogliosamente a Venezia, le riforme che questo governo sta portando avanti e procederanno parallelamente sono parte di un sistema che alla fine di questi 5 anni vedrà un'Italia più moderna e più efficiente. Autonomia ed elezione diretta del Presidente del Consiglio senza cambi di maggioranza significa stabilità, serenità, normalità e poteri delegati agli enti locali, che significa spendere meglio i soldi dei cittadini. Quindi sono due percorsi che stanno assolutamente insieme, perché qualcuno ogni tanto li mette per far litigare me, Giorgia, Silvio, i sindaci, i governatori, ma come fanno a stare insieme? Leggila. Quelli che criticano il codice degli appalti senza averlo letto, leggili gli articoli, avvantaggi la malavita. Qualcuno addirittura ha detto, prima ancora che entrasse in vigore ci saranno più morti sul lavoro. A codice non ancora entrato in vigore si favorisce la mafia. Cioè, se invece di girare 10 uffici ne devo girare solo 2, non sarà più difficile per l'eventuale corrotto incontrare il corruttore. Se perdo meno tempo come imprenditore, come libero cittadino, e la pubblica amministrazione mi risponde più velocemente, non è meglio per il Paese. Quindi, senza miracoli, però è quello su cui stiamo lavorando in questi 7 mesi. Ho in portafoglio 60 miliardi di euro, il portafoglio l'ho lasciato sulla barca, 40 di PNRR, altri 20 di fondi complementari, non personali ma del Ministero, fondi del PNRR, quello a cui sto lavorando con i tecnici di un Ministero eccezionale, di spenderli tutti e di spenderli bene, non di spenderli un tanto al chilo. Sono soldi a debito, quindi vanno spesi cum granus salis. Quindi infrastrutturare il Paese da nord a sud. Grazie Sindaco per aver riportato a vita questo luogo, e te lo dico da ex Ministro dell'Interno. Grazie a chi porta ossigeno e sangue nelle vene, nelle arterie di questa città unica al mondo, che è vero, ha un'opera di ingegneria pazzesca, così come i lavori che abbiamo inaugurato della diga foranea di Genova, che amplierà il porto di Genova in maniera eccezionale, anche quella un'opera di ingegneria idraulica unica al mondo. Ecco, noi abbiamo ingegneri che dall'Italia vanno in tutto il mondo a portare novità e costruzioni. Mi piacerà nei prossimi anni essere umile, piccolo operaio, piccolo protagonista di un rinascimento che veramente, se ci crediamo, se tutti faranno la loro parte, se quelli che dicono sì ogni tanto alzeranno la voce per non lasciare che il palcoscenico sia in mano solo ai professionisti del no, vedrete che l'Italia nei prossimi anni non solo, come sta facendo adesso, crescerà più di Francia e Germania, come dicono i dati del PIL di questo trimestre, ma tornerà a essere
la locomotiva d'Europa, e io ne sono assolutamente convinto. Viva Venezia, viva il Veneto, viva l'Italia e viva il Salone, e grazie a tutti voi. Grazie al Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, senatore Matteo Salvini, anche di questo legame virtuale che abbiamo immaginato con Genova, ma anche con la Toscana, con la cupola del Brunelleschi, che è la mia terra, anche se sono un po' veneta anch'io, perché il mio compagno è di qua, quindi ormai mi sento veneta anch'io. Passo la parola e il podio al Presidente del Senato della Repubblica Italiana, Ignazio La Russa. Ringrazio di avermi dato la parola, ringrazio per l'invito e naturalmente saluto accanto al Capo di Stato Maggiore della Marina, al Presidente della Regione, al mio amico Matteo Salvini, ma il vero artefice qui è Brugnaro, ragazzi, è il Sindaco. Saluto Brunetta, Presidente del CNEL, fra l'altro, e saluto anche Rixi. Abbiamo casa entrambi in Liguria, ma non siamo per nulla scontenti che ci sia questo salone, perché l'Italia deve diventare capitale della nautica nel mondo e Venezia aiuta Genova e tutta l'Italia ad esserlo. Brugnaro, qui è festa per te oggi. Difatti hanno detto che il Brugnaro Day, hanno detto bene, e io lo conosco perché vedete anche nell'intervento che ha fatto prima ci sono tanti sindaci bravi in Italia, non solo di centrodestra, di centrosinistra, civici, ce ne sono tanti, qualcuno c'è meno bravo, non è un segreto, ma lui, al di là dell'essere tra i più bravi, è sicuramente il più appassionato, il più innamorato della propria città. Io l'ho conosciuto già da un po', e tu quando parli con Brugnaro capisci che lui non è di questo, di quel partito, di quell'area, lui è per Venezia, lui è Venezia, lui si sente Venezia anche fin troppo certe volte, ma meglio fin troppo che troppo poco. E questa realizzazione del Salone Nautico, ormai la 4ª edizione, giusto? Che nel frattempo è passato da poche unità al primo anno a 300, se non mi sbaglio, espositori, è corretto, a tantissime occasioni di incontro tra gli operatori e gli acquirenti potenziali, beh, è un po' figlia di Brugnaro. Senza la sua passione non ci sarebbe stato, certo con l'aiuto della Marina, essenziale è stato l'aiuto della Marina, e questo lo dico a coloro che non capiscono il valore delle nostre forze armate, che se ne accorgono solo quando li tocca da vicino, e poi magari invece nei confronti delle forze armate hanno sempre quella specie di puzzetta sotto il naso. Sì, va bene, ma poi c'hanno pure le armi. Pensate alle forze armate, qualcuno si meraviglia che hanno le armi. Sarebbe bellissimo avere delle forze armate disarmate, dicono. Sono quelle cose strane che solo in Italia per certi anni abbiamo sentito, che adesso per la verità sentiamo molto meno. Ma tornando al Salone Nautico, beh, quale migliore location, usiamo così una parola che va di moda, di Venezia, come di Genova, peraltro di altre città, l'Italia delle repubbliche marinare. Ma qui non c'è più solo la Venezia museale, l'ha detto bene Brunetta, qui c'è la Venezia che vuole dipingere il futuro, segnare la strada del futuro. È un museo, sì, l'ha detto giusto Matteo, è anche un museo Venezia, ma è un museo in cammino, è un museo che parla di futuro, che parla di attività di realizzazione di opere che servono non solo a Venezia, ma a tutta l'Italia, anzi a tutta Europa, forse a tutto il mondo. Noi non ci rendiamo forse appieno conto, soprattutto noi non veneziani, di cosa sia Venezia nel mondo. L'ha detto lei, se non mi sbaglio. Chi l'ha detto che la copiano l'ha detto lei, mi ricordo bene, che la copiano dappertutto. Già il solo fatto che qualcuno pensi di poter copiare Venezia in ogni parte del mondo è un omaggio a Venezia. Certo non è la stessa cosa di quando cercano di copiare il grana padano o il vino buono o i nostri prodotti, il nostro food
in quel caso lasciamo perdere, bisognerebbe, anzi Matteo, un'opera ancora più dura per tutelare quei beni tipicamente italiani, non solo del food ma di qualunque genere, dai tentativi ridicoli di imitazione. E invece il Museo Nautico, ma mi avvio perché capisco di avere l'onere di parlare per ultimo e quindi il dovere di essere più breve possibile perché il sole picchia, ma il Salone Nautico di Venezia apre a un rapporto ancora più stretto col mondo, ed è un rapporto che già Venezia ha in sé, ma questa volta è un rapporto in itinere verso il domani, un rapporto che porta ricchezza ma che anche ricorda che l'Italia è il luogo per la sua natura della migliore possibilità di incontro tra economia e mare. E quale paese al mondo ha tante coste quanto ne ha l'Italia? Quale paese al mondo, quale nazione al mondo? Uso la parola nazione perché nella nostra Costituzione la parola paese non c'è, c'è la parola nazione. Quale nazione al mondo può vantare una storia di mare quale quella italiana? Io credo nessuno, e credo che Venezia, riappropriandosi anche di questa sua specificità, faccia un grande dono all'Italia, alla sua realtà veneta, ma un grande dono al mondo, perché qualunque cosa parta da Venezia, qualunque cosa parte dall'Italia, è benedetta dalla cultura, dalla storia, dalla fantasia, dalla capacità tecnica e soprattutto dall'entusiasmo e dalla fantasia tutta italiana. Viva Venezia, viva il Salone Nautico di Venezia. Grazie. Grazie al Presidente del Senato, senatore Ignazio La Russa. Richiamo per concludere questa inaugurazione del Salone Nautico, la quarta edizione del Salone Nautico di Venezia, il coro del Teatro La Fenice, per l'ultimo momento che ci regala in questa mattinata. Dicevamo del legame tra Venezia e il suo teatro, tra questo luogo e il Teatro La Fenice, il coro La Fenice, segnato appunto dalla ricerca sempre di innovazione e dal coraggio di rialzarsi anche di fronte alle difficoltà. Ebbene, appena si sono sistemati, vi ricordo ancora che sono diretti dal maestro del coro Alfonso Caiani, quest'oggi anche accompagnati dal maestro Andrea Chinaglia, con questo trade union che veramente lega l'Arsenale, il Teatro La Fenice, la Marina Militare, tutta l'amministrazione. E chiaramente non potevamo che concludere con un tributo alla città di Venezia, la più antica città del futuro, come ha detto il presidente della Fondazione di Venezia, capitale mondiale della sostenibilità, Renato Brunetta, poco fa. Li lasciamo accomodarsi per questa ultima esibizione, le donne e gli uomini che vengono selezionati, le ho detto all'inizio ma forse non c'eravamo, vengono selezionati questi artisti straordinari in concorsi internazionali che danno veramente a questo teatro, al nostro paese, quel sapore di internazionalità, con le opere più grandi che vengono eseguite sul palco ma anche appunto su altri palchi mondiali come oggi. Quindi vi lascio con il coro del Teatro La Fenice e l'inno di Venezia. Il nostro
la Fenice con l'inno di San Marco. Grazie al maestro Alfonso Caiani, grazie maestro, grazie al maestro Andrea Chinaglia che ha accompagnato al pianoforte, grazie davvero, e questo ci dà l'occasione per iniziare questo Salone Nautico di Venezia con il taglio del nastro. Sul palco 2 allievi della scuola navale Francesco Morosini di Venezia per il taglio del nastro delle nostre autorità. Io? Salone nautico a tutti, buon salone nautico, divertitevi e state con noi per i prossimi 4 giorni di eventi. De la rue sur l'air qui m'avait connu. Écoutez le chaos qu'il me fait, comme si tout mon passé défilait. Faut garder le chagrin pour après, j'en ai tout ensoufflé sur cette terre qui bat comme un cœur child.